in collaborazione con In questa puntata la quarta edizione di AgriChef Festival. Claudio, dove ci porta brevissimamente? Siamo a Salsomaggiore Terme, quindi una località diciamo molto conosciuta in Emilia-Romagna, nell'istituto alberghiero che ci ospita, Magnaghi. Anche questo altrettanto noto per sfornare, uso un termine da cucina, dei futuri cuochi, e qui ci sarà una competizione tra gli agriturismi del territorio emiliano-romagnolo che sfornano una loro ricetta antica. Bene, antiche ricette, tanto gusto e anche un pizzico di competizione. Questa settimana la nostra puntata ci ha portato a Salsomaggiore Terme, la provincia è quella di Parma. Siamo ospiti dell'istituto alberghiero Magnaghi Solari e siamo qui insieme per l'edizione 2023 dell'AgriChef, del concorso AgriChef, l'AgriChef Festival, targato CIA e Turismo Verde CIA. Questa è la tappa emiliano-romagnola. Quest'anno a cimentarsi sono antiche ricette contadine rivisitate dagli AgriChef insieme ai ragazzi dell'istituto. Allora Claudio, sarà una giornata bella intensa, qua è quasi tutto pronto, in cucina so che stanno lavorando, sono 6 se non sbaglio gli AgriChef, non diciamo in gara perché in realtà quelle ad essere valutate sono non i singoli ma sono le ricette, giusto? È così, è questa la filosofia? Sì, protagoniste sono le ricette, dicevi bene tu, sono ricette rispolverate, rivisitate in chiave moderna dai ragazzi dell'istituto. Questo è un appuntamento che riguarda gli agriturismi dell'Emilia-Romagna. Chi uscirà vincitore da questa competizione parteciperà all'evento finale che si svolgerà il 24 maggio ad Amatrice e quindi raccoglierà tutte le ricette antiche raccolte su tutta la penisola. Bene, allora io a questo punto andrei in cucina perché sono passata prima e so che stanno già lavorando, quindi io vado là a vedere che cosa succede e poi dopo sentiamo anche i giurati perché penso che a momenti cominceranno ad arrivare. Io vado, Ciao. E ascolteremo i loro commenti. Aspetta a mangiare, mi raccomando. Aspetto, prometto. Ti lascio i fuochi. Lasci i fuochi. Dopo la pandemia viene riproposto quindi AgriChef, questa competizione, insomma, non proprio di competizioni di quelle agguerrite, però insomma dove gli agrituristi si mettono in gioco per presentare in questo caso una ricetta antica. Allora, il significato insomma di questa rivisitazione qual è? Vogliamo dare ancora più valore aggiunto al territorio e alla cultura contadina? Certo che sì, vogliamo dare valore aggiunto al territorio, vogliamo far conoscere i nostri agriturismi in una competizione, come dicevi giustamente tu, non agguerrita, ma comunque che fa conoscere i sapori diversi della nostra regione. È la riedizione che facciamo dopo il Covid, quindi è sicuramente una bella notizia riuscire a riproporre AgriChef perché significa che anche le attività degli agriturismi hanno ricominciato. Sappiamo quanta è stata la sofferenza per il settore dei nostri agriturismi. Conosceremo tanti prodotti, tante realtà e anche tanti dei nostri chef che si mettono in gioco, che troviamo sempre all'interno delle nostre cucine degli agriturismi.
anche in questo caso giudice, quindi a questo punto si assaggiano anche i piatti e vedere qual è il risultato di questa collaborazione tra ragazzi dell'alberghiero e AgriChef che hanno fatto un po' da supervisione nell'elaborazione dei piatti. Certamente è strategico fare l'attività con i ragazzi dell'istituto alberghiero, come abbiamo fatto in altre occasioni con gli istituti agrari, perché venire a conoscenza del mondo del lavoro è strategico per loro, ma è strategico per i nostri agriturismi avere anche un confronto, no, con gli istituti che hanno sempre l'innovazione in casa, tra virgolette. Sarò nella giuria, è uno dei compiti che mi riuscirà meglio, credo, e quindi vedremo quale sarà il miglior piatto. I ragazzi sono quasi pronti, i piatti sono stati preparati, nel frattempo vi presento i giudici di questa competizione. Giuseppe Bontempo, professore di cucina dell'istituto, Franco Chiarini di Chef to Chef, che è un'associazione culturale di imprese, rappresenta i migliori 50 chef dell'Emilia Romagna, Stefano Francia, presidente di CIA Agricoltori Italiani dell'Emilia Romagna, Luca Bonaccini, giornalista specializzato in enogastronomia e collaboratore di diverse testate di settore, Martina Mondini, è anche lei gastronoma molto conosciuta nel settore, e Valerio Antolini, che è anche lui un professore dell'istituto che ci ospita e esperto naturalmente del settore. Bene, i ragazzi stanno per uscire, vedremo quali sono questi piatti che ci presentano e dopo ci sarà una valutazione ovviamente anche di questa giuria. Ed eccomi qua, sono arrivata nelle cucine dell'istituto di Salso Maggiore che ci ospita, e questo è il luogo dove oggi i ragazzi insieme agli AgriChef lavorano. E allora adesso cerchiamo di capire qualche cosa di più, scoprire queste ricette. Siamo a Salso Maggiore, quindi cominciamo giocando in casa con Simone Basili, AgriChef dell'agriturismo Via Antiqua di Fidenza, provincia ovviamente di Parma. Allora, che cosa ci porti? Lo faccio dire a te perché qua oggi con i nomi delle ricette tradizionali rischio di incartarmi. Oggi proponiamo la Brutleina, è un piatto tipico fra la provincia di Parma e Piacenza. Avendo io delle origini poi piacentine, i miei genitori erano piacentini, ho rivisitato questa ricetta che accompagnava praticamente i salumi. È una sorta di piadina fritta, una pastella molto semplice, quindi un piatto povero che in campagna veniva usato parecchio. Povero e gustoso. Sì, sono quei piatti poveri ma gustosi dove gli ingredienti sono molto semplici, ma è la manualità che poi fa la differenza nel piatto e nella composizione proprio di questa sorta di piadina, ecco. Ovviamente per questa edizione degli AgriChef, insieme alla tradizione vostra, c'è anche la creatività dei ragazzi. È stata in qualche modo ripensata, rivisitata questa ricetta? Come? Allora, la ricetta è difficile rivisitarla perché la pastella è semplice e i ragazzi la volevano fare colorata, però dopo ci tira via la doratura poi durante la friggitura. E allora con i prodotti che gli ho portato, i vari ingredienti, hanno rivisitato la farcitura da abbinare poi dopo alla piadina, quindi sarà colorata, sarà con degli ortaggi, sarà fresca, profumata e gustosa anche. Tu stai lavorando alla rivisitazione, alla parte innovativa di questa ricetta? Sì. Cosa stai facendo? Adesso sto facendo le polpette con le salsicce che poi andremo a rosolare in padella, che poi verrà servito sulla nostra ricetta insieme alla crema di gorgonzole. Un po' di emozione, come va questa giornata? Sta andando bene e sono felice di lavorare con il mio compagno perché lavoriamo molto bene insieme e anche ieri sera abbiamo provato e sono molto emozionato. Anche ieri sera avete provato, ma che bravi, cioè siete proprio come una brigata di cucina. Praticamente, perché andiamo anche nella stessa classe insieme, quindi diciamo che lavoriamo molto. Bene, bene, in bocca al lupo, poi sentiremo cosa dice la giuria, però intanto questi sono peperoni, non ho bisogno di chiederti che cosa stai lavorando, anche questi servono per la farcitura innovativa della Brutleina che non ho detto bene. Sì, esatto. E quindi li stai spellando tutti? Sì, prima li ho brustoliti, adesso li sto spellando e niente, dopo li andrò a mixare che ci farò la crema. Ah, ok, mixare con cosa?
con vabbè, un po' di cipollotto e dell'olio. Bene, bene. È vero che sono più digeribili i peperoni se li spelli? O è una leggenda metropolitana? Ah, si pensa, non lo so poi. Bene, comunque sono buoni comunque. O buon lavoro, eh?